Benvenuti a questa nuova edizione di Fabi TG, appuntamento con l'informazione dedicata al mondo dei bancari. Stress da lavoro correlato dopo Veneto Banca anche per i dipendenti del gruppo UBI, parte a settembre l'iniziativa Fabi ti ascolta, sportello di sostegno psicologico specializzato. Dopo il successo ottenuto in Veneto Banca, partirà a settembre per i dipendenti del gruppo UBI il nuovo servizio gratuito Fabi ti ascolta, uno sportello gestito dalla dottoressa Emanuela Viganò, psicologa e bancaria da oltre 20 anni. Vediamo il servizio di Silvia Saccomanno. Stress, frustrazione, ansia repressa. Sul posto di lavoro sono innumerevoli i sintomi del disagio legato ad un mondo del lavoro che cambia rapidamente e pretende sempre di più. Nel settore del credito, poi, il bancario è l'anello di congiunzione tra le scelte manageriali e la clientela, sottoposto a pressioni commerciali da una parte e lamentele dall'altra. Nasce così, grazie all'attenzione della Fabi per la delicatissima materia, l'idea di offrire ai propri iscritti un help desk emotivo e psicologico. L'iniziativa, già testata con ottimi risultati in Veneto Banca, ora si estende anche ad UBI per dare la possibilità ai lavoratori di avere uno spazio, un momento di ascolto riservato e professionale per affrontare situazioni di disagio o malessere legati al lavoro e non solo. Il servizio è disponibile ormai da qualche anno, ha detto Giuseppe Algeri, coordinatore Fabi Veneto Banca, ed è stato pensato per offrire un concreto supporto a tutti quei colleghi che a causa del malessere e del disagio vissuto quotidianamente sono portati a pensare che non ci siano più vie di uscita. Frustrazione e ansia, ha detto Paolo Citterio, coordinatore Fabi Gruppo UBI, sono sempre più frequenti tra i lavoratori che si vedono caricati di responsabilità non sempre avendo ricevuto formazione e riconoscimento adeguati. Ruoli e mansioni cambiano e l'estrema flessibilità richiesta porta le persone a dover gestire stati d'animo altalenanti. Non sono rari casi di depressione che, se non affrontati per tempo e in maniera professionale, possono portare anche a situazioni estreme. Ecco perché diventa fondamentale intervenire tempestivamente. Un argomento, quello dello stress da lavoro correlato, che il sindacato ha a cuore da tempo e non sottovaluta, offrendo ai propri iscritti una consulenza specialistica. Perché offrire ai colleghi uno sportello di ascolto attivo? A cosa serve? La presenza di uno sportello di ascolto psicologico all'interno della banca, gestito in questo caso dal sindacato e non dall'azienda, è una grande opportunità per affrontare e risolvere diversi tipi di problemi, lavorativi e non. Si propone proprio come un luogo riservato, coperto dal segreto professionale, nel quale è possibile, attraverso il confronto con un esperto di relazione e di comunicazione, trovare attenzione ed accoglienza, poter riflettere, chiarire e anche divenire consapevoli delle proprie difficoltà e cercare in sé delle strategie e delle risorse che si pensava di non possedere più. C'è difficoltà da parte del lavoratore a confidare il proprio disagio e quanti iscritti fanno richiesta del servizio? La difficoltà è solo nell'effettuare la prima chiamata, poi i colleghi riescono tranquillamente a parlare. Sicuramente l'esperienza che ho da oltre 20 anni del lavoro di banca mi consente di metterci sullo stesso piano e soprattutto di parlare lo stesso linguaggio. Nei 2 anni dall'attivazione ad oggi sono stati ben 44 i colleghi che si sono rivolti al servizio e hanno avuto la possibilità di confrontarsi, chiarire, di sfogarsi e, nei casi di disagio maggiore, prendere proprio consapevolezza della gravità del loro problema e della necessità di ricorrere a delle forme di cura o di terapia specifiche per risolvere i loro problemi. Perché è importante non sottovalutare lo stress e intervenire in tempo? La nostra categoria è a forte rischio stress e questo comporta dei problemi soprattutto ai dipendenti e alle loro famiglie, ma anche alle aziende per via delle maggiori assenze e del possibile calo di produttività. Insorgono disagi di vario tipo, in primo problemi psicologici ma addirittura anche fisici e nei casi più gravi subentra depressione che può arrivare a trasformarsi in disperazione e portare in casi estremi anche al suicidio. È proprio per questo che è importante offrire un supporto concreto e nel più breve tempo possibile. Arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione di Fabi TG. Grazie per l'attenzione e buona serata.